Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal commendatore veneziano, siamo su Pro Cycling e comincia la Parigi-Nizza, l'obiettivo è il quinto posto, questa è la squadra che portiamo con Aru capitano, per la montagna diciamo Aru e Diego Rosa, anzi anche se è Domenico lo sapete, Damiano Caruso e Sepulveda, per la collina, vabbè chiaramente ci sono sempre loro, scusate, e Volata, Devoucher e Danielos, Viviani, Inchausti, Nibali chiaramente che sono diciamo altri tre big, li portiamo al Tirreno Adriatico dove l'obiettivo è il primo posto. Speriamo bene ragazzi, il giornale vede questo, proprio Alberto Contador vuole vincere, chiaramente a noi basta un quinto posto però lo dobbiamo ottenere e inizia con una cronometro cazzo. E Aro a cronometro non è per niente forte, bene, questo anche me la godo, chiaramente a cronometro andiamo di simulazione rapida perché tanto sappiamo che andiamo sempre in automatico, sulla cronometro a squadre. Caruso 13 secondi, il nostro Aru, porca puttana. Ok, cioè ci vanno 3 secondi insomma dai. Vabbè, chiaramente lo sapevamo, il cronometro Aru non è per niente forte purtroppo. Andiamo subito alla tappa 2. Ok ragazzi, ci siamo, cominciamo con già due infortunati, Caruso e Debuscher. Mi sembra un bel modo di cominciare la seconda tappa della Parigi-Nizza. Andiamo a riportare subito avanti i miei corridori. Ecco il Sepu, il porco, che è un po' porco il Sepu, lo sappiamo. Speriamo bene, almeno in top 5 Aro ci deve arrivare, questo è l'obiettivo della scuderia ragazzi, ormai sono troppo infognato con Motorsport Manager. Ok, boh, siamo tutti qua. Ok, inizia ufficialmente la Parigi, inizia dopo il prologo della prima tappa, una tappa questa di pianura. Vediamo Deboucher quanto pega, in realtà no, però è un po' infortunato, cazzo. Speriamo bene, speriamo bene. Abbiamo anche Rosa. Beh, speriamo di fare una buona volata, che sappiamo che non sono queste, cioè non sono favorito su queste, però è anche vero che il Cume può sempre stupire con qualcosa di grande. Ok ragazzi, mancano 18 km e io voglio provare con il Sepu un attacco improvviso. Se ha la forza, bisogna capire se ce l'ha nelle gambe. Dai Sepu, su. Sepu non sembra avere nelle corde. Dai vecchio mio. Proviamo un attacco a sorpresa con l'argentino Sepu. Vediamo un giovane molto... Dai però, niente, non riesce proprio... come si dice, il gruppo veramente vola. Dai, proviamoci, vediamo se ha la forza il Sepu. No, 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 proprio impossibile. È impossibile, allora. No, 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 acceleration è proprio un cazzo. Allora, qua abbiamo Oss che deve tirare per Rosa. E Debu. Ok. Adesso tra poco devo cominciare anche il treno. Che sapete che i treni non sono proprio il... Quanto manca? 7 km. Vai Debu. Adesso il Debu deve cominciare a fare il suo. Mancano 4 km e 9. Dai ragazzi. Mamma mia, il treno qua di Greipel. Greipel è strafavorito chiaramente. Dai Oss, deve dare tutto adesso Oss. Non è andata bene. Proviamoci. Vai, scattiamo. Scattiamo. A bomba. E a bomba.
Ripeto, non è il mio pane, la volevo latte, raga, lo pena anche... Attenzione Os, ci prova Os, ma ormai è quasi finita, niente da fare. Ci siamo piazzati, dai, ci siamo piazzati però. Chiaramente c'ho Greipel più forte, però i quinti e sesti, non male, poteva andare peggio, dai. Non male come prima tappa, diciamo, dopo il prologo. Ragazzi, Parigi 14 km, io penso di aver fatto anche un errore prima, scusate, sono anche stanco, sto registrando tardi. Una giornata un po' intensa, ho messo Os a tirare quando Os comunque è diciamo come velocista è il secondo a Deboucher. Vabbè, insomma, mettiamo il Sepul a tirare. Partiamo prima stavolta, speriamo di non arrivare col fiato corto, ma teoricamente potremo farcela. Tiriamo piano. Sepul tieni duro, mancano 11 km. Voglio provare a partire prima, fioi. Mancano 9 km. Proviamoci così, raga, 7 km. 5 km. Adesso deve dare tutto il sé, poi vediamo. Deboucher si vede che è infortunato, ragazzi. Niente, proprio non ce la faccio, fioi. Vabbè, a sto punto proviamola così. Cazzo, fermati, stronzo. Niente, proprio, scusate, ma le tappe di velocità proprio... No, non mi piacciono. E Deboucher che è proprio infortunato. Vabbè, e andiamo. Vai, Sepul chiaramente non può farcela. No, disastro puro, tutti stanchi. Sono partito troppo presto, ho sbagliato tutto, ragazzi. È andata male questa. È andata molto male, vince Buonni. Vediamo il migliore, madonna, il migliore dei nostri praticamente è morto. Os, malissimo, raga, malissimo. Fuori anche di un po' di gente che Deboucher già infortunato, proprio è finita per lui. Allora, Fiore, possiamo fare? Io direi di provare un attacco con Caruso. Proviamo un attacco a sorpresa con Caruso. Vai, Carusino. Caruso se ne va. Ok. Vediamo Caruso cosa riesce a fare da solo. Così proviamo un po' le... Abbiamo Aru chiaramente che è lui il nostro favorito. Devo svegliarmi, ragazzi, ho fatto una prima tappa buona, una seconda del cazzo, proprio sbagliato completamente, anche prima con Deboucher, che però scusami, con Os, però sti infortuni, quel soprattutto di Deboucher mi hanno un po' rincoglionito, ragazzi, sono sincero, già che sono stanco e tutto, non me l'aspettavo, proprio sfiga, sono infortunati proprio durante, cazzo, 1,57 però qua c'è, ai, chi c'è davanti? Porca puttana, questo mi è proprio sfuggito. Allora, Caruso lo teniamo qua. No, scusate. Sì. Sì, Caruso, lo facciamo tornare. Ok. Adesso qualcuno deve tirare Rosa. Rosa deve tirare per il buon Nibali. Ho 2 minuti e mancano 9 km. Non ce la facciamo mica, secondo me. Il primo posto ho paura che è impossibile. Devo tirare a bomba qua. Sì, ma non troppo, cazzo. Dai, tiriamo, cazzo. Dai, Aru. Deve muoversi da solo Aru, purtroppo. 1,29, Rosa ci sta anche provando. 1,19, mancano 4 km. Vai chiaro, deve partire da solo. Deve partire da solo Aru per forza. 58 secondi, vai Aru, spacca tutto Aru. Spacca tutto Aru. 40 secondi, dai Aru, dai. Ce lo stiamo prendendo, dai, che sono le mie tappe. Dai che sono le mie tappe queste, bravissimo Aru. Grandissimo Aru. E Aru se l'è preso, se ne andare da solo. E adesso proprio un altro scattino, Aru si alza sulla bici, sulla sellina, vai Aru, manca poco, ai, non ce la fa forse. Dai Aru, adesso lo scatto decisivo, lo scattino decisivo, mamma mia che pendenze, dai Aru, dai.
Mamma mia, forse ce la fa, forse ce la fa! Sì! Sì, cazzo! E vinciamo la tappa, porca puttana, grandissimo Aru. Yes, però contatore secondo, pochissimo. Però quando il Kume deve tirare nelle salite, il Kume c'è sempre. Yes! Ragazzi, purtroppo siamo sempre 18esimi perché la cronometro ci ha veramente spiazzati, porca puttana. C'è Caruso che è 13esimo. Siamo tutti là, ragazzi, però vabbè, intanto abbiamo avuto una tappa, è già questo importante. Il quinto posto lo possiamo raggiungere, ma non possiamo fallire. In questo video con la Tirreno Adriatico, ok. Va bene, cronometro a squadre, speriamo di fare una buona gara, cazzo. Simulazione, inizia anche la Tirreno e nel prossimo video finiamo la Parigi e la Tirreno. Ahia, quanto abbiamo preso? Dove cazzo siamo? Eccoci qua. Vabbè, dai. Abbiamo preso 46 secondi, recuperabilissimi. Nibali chiaramente deve fare una super gara, anche perché comunque abbiamo Contador di là e From di là, tutti i big sono di là e io devo cercare assolutamente di portare a casa la Tirreno Adriatico, dai. Buon inizio, abbiamo fatto una buona tappa. Adesso vediamo la prossima. Forse ce ne possiamo sparare un'altra però. Parigi inizia tappa quinta. Oh, Martin ha guadagnato i primi punti. Vabbè, questa qua è scorbuttica, no, questa la simuliamo, ragazzi. Tanto abbiamo rotto il nostro miglior velocista, quindi c'è poco da fare. Ok, vediamo un po'. È 30esimo, ancora infortunato, è vergognoso, cazzo. Ok. Aro sempre 18esimo. Ok, 33 secondi, perfetto. Ha recuperato le Boucher, ok. Ora ci spariamo la Tirreno Adriatico, subito così ci gustiamo Nibali. Ok ragazzi, allora, siamo purtroppo, l'unico errore fatto è che siamo andati lunghi con l'ultima borraccia, nel senso che non è il nostro gregario, non è riuscito a portarla. Speriamo non sia un problema, tanto provano a partire. Nibali dove Dio Cristo, Nibali no, però... No, ste robe, Vincenzone. Per carità, questa è una gara, è una collina, quindi quelle toste arrivano tra un po', però... Ok, Nibali sta arrivando. Anche in Ciaustino. Bravo Nibali, bravo Nibali. Ok, non serve adesso tirare. Beh, proviamoci con Inciausti, voliamo con Inciausti. Anticipiamo con Incia. Però Nibali non c'è ancora, Nibali mi è calato subito da morire. Nibalone, ok. Vince Rodriguez, vince Rodriguez. Inciausti ci prova, Valverde. Anche Nibali. Ma vince Rodriguez. Terzo Inciausti, sì. Ok, Nibali sesto, va bene, dai, va bene, va bene. Prima tappa ci sta. È una tappa di collina, sicuramente Rodriguez è più forte. Comunque può avere anche una forma migliore. Sono le tappe di alta montagna che con Nibali dobbiamo vincere. Buono, dai, buono, buono. Alla fine siamo arrivati terzi e sesti, perfetto. E anche io ragazzi, giocando anche tanto a Motorsport Manager, Formula 1, perdo che un po' mi arrugginisco un po', ricordo se siamo in difficoltà difficile, questo gioco in difficoltà difficile è bella tosta, Bravo Inciaustino, molto bene. Risultati. Speriamo sempre che sia anche la cronometro a squadre che ci ha penalizzato un po'. Ora globale, vedi Nibali 15esimo 52 secondi. E Benat, vabbè, il porco 18esimo. Ok, buono, buono, buono. Dai, con calma ragazzi, con calma. Siamo partiti un po' così, però possiamo assolutamente migliorare. Ricordiamo che c'è anche la vittoria di Aro alla Parigi-Nizza e comunque è molto prestigiosa. Ma io, secondo me, quinti alla Parigi e primi qua ce la possiamo fare. Anche se dopo chiaramente i grandi giri sono come si dice l'obiettivo principale. Raga, un saluto dal Comandone Veneziano. Ciao!